Buongiorno a tutti, oggi partiamo da Savogna. Ho accettato l'invito del mio amico Andrea Rossi, titolare del negozio Cicli Marino Rossi di Udine. Wow, c'è un vento pazzesco. Io mi occuperò di fare il ruolo dell'accompagnatore cicloturistico, come sempre mi capita spesso di fare. E sarà una bellissima esperienza, anche perché sarà un'esperienza di 2 giorni dove andremo a dormire in un rifugio. Quindi partiremo da Savogna, andremo sul Mattaior e ci fermeremo a dormire nel rifugio. Adesso non mi ricordo il nome, ma sicuramente ve lo dirò dopo. Ci sarà un attimo di formazione su quelle che sono le biciclette a pedalata assistita, e qualche indicazione prima della partenza ai ragazzi che vorranno seguirmi in questa esperienza. E complimenti ad Andrea Rossi per questa iniziativa. Andate a visitare il sito Cicli Marino Rossi di Udine e fra poco si parte. Ciao! Lazaron, te dà la bicicletta chiari di batteria, più vecchia della compagnia. Dio buono. Certo, devi tirare subito le cuoia. E siamo arrivati al rifugio Pellizzo sul monte Mattaior. È stato un giro molto tranquillo. Adesso passeremo la notte qui. Qua siamo un po' in festa, si prospetta la festa e compagnia bellissima, persone nuove, tutti molto simpatici. Poi vediamo se ve li presento. E intanto si beve. Vuoi fare una dichiarazione alla stampa? Sì, volevo dire, sono arrivato uno. Sono arrivato uno. Sono arrivato uno. Ok. E gli dispiace per quello che è arrivato 2. Che cosa? Sì, ha compiuto gli anni mia cognata quella sera. Devo compiere il lunedì, Dio povero. E tu devi dire a tua cognata che che sei arrivato 1 e che ti dispiace qui perché è arrivato 2, no? No, gli dico che ho rotto un piede, che non posso andare giù. Sei rimasto bloccato sul rifugio, sì, e che devi tornare su domani. Così. Con la neve. Ghiambate, alle ghiambate. Allora, fai una dichiarazione, siccome sei uno sportivo, devi fare una dichiarazione alla stampa sul tuo risultato e sul risultato dei tuoi avversari. Allora, a parte un avversario che mi stava toccando dove non doveva, c'è da dire che ho dovuto cambiare il mezzo. Gli ultimi 2 chilometri ho dovuto cambiare il mezzo perché quello che è arrivato 2, quello che è arrivato 2 doveva andare con l'elettrica e quindi mi ha lasciato la bici muscolare. Ecco, io volevo venire su col monopattino, non ho voluto. Ma perché c'hai anche il monopattino? Sì, elettrico. Sfigato. Non ce l'ha. Andiamo a vedere un po' dove si va a dormire.
la cena al rifugio Pellizzo. Qua c'è tanta gente, non mi aspettavo di vedere un movimento del genere a queste ore, a questa altitudine, anche perché siamo sui 1300 metri. Ci siamo accomodati alla camera, la camerata più che camera. Molto bello, c'è un'atmosfera di festa, come si è visto anche prima appena siamo arrivati, ed è molto molto bello. Fra un po' ci apprestiamo a cenare tutti insieme tra organizzatori e partecipanti della passeggiata di oggi, fatta sia in e-bike che a piedi qui sul Mataior. E andiamo avanti, la serata prosegue. Adesso vi faccio vedere l'area notte del rifugio. Qua siamo in bagno, molto bello, largo, spazioso, ci sono i servizi, anche la doccia. Andiamo verso le camere. Adesso vi faccio vedere la camerata dove dormiremo noi. Questa è la nostra camerata. Ci sono tutti i letti a castello. Sembra un po' come quei militari circa. Però è molto carino il contesto. Adesso mi piacerebbe vedere anche... Adesso qua ci sono delle finestre in cui magari non si riesce a vedere tanto. Vediamo se riusciamo ad aprire. Sì. Ecco, non c'è magari un gran panorama, ma non si vede granché. Però non si vede granché. Secondo me domani mattina ci sarà un bellissimo... Cazzo, si chiude la porta. Secondo me domani mattina ci sarà un bellissimo panorama da vedere. Adesso sto pensando seriamente se riuscire a fare la camminata verso la chiesetta domani mattina, anche perché mi hanno parlato di un'oretta di camminata all'alba, il che significa che forse è meglio se vado a dormire presto stanotte. Però intanto vado a finire la cena, che è meglio. Se sbalca di chi per balcone, no? Fare i baffi a basso. 8 persone, cioè dico 8 persone nei letti a castello. È un macello. Robe da matti, robe da matti. Robe da matti. Speriamo di dormire. Cominciamo già. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buondì. Cosa facciamo oggi? Io? Andiamo a camminare. Dove andiamo? A vedere l'alba. Da dove? Da una chiesa. Da una chiesa? Io non vado in chiesa. Sicuro. Nemmeno io. Allora, che ore sono? È ora di star zitto. Ok, dico che ore sono. Da quale chiesa? Da qua al rifugio, Pellizzo, andiamo sulla chiesetta del Monte Mataior. Benissimo. Visto, lo sapevo anch'io. Ma non l'hai detto, non l'hai detto. No, questo è discutibile. Vergogna. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Siamo in salita verso il monte Mataior, verso la chiesetta. E siamo già stanchi, soprattutto appena partiti, e andiamo a vedere l'alba direttamente dalla vista della chiesetta. Beauty
siamo praticamente arrivati alla chiesetta. Non pensavo che la carovana ce la facesse. Onestamente, quando siamo partiti questa mattina un po' il sonno, un po' il fatto che comunque ho dormito poco, ero indeciso se farla o meno, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo esattamente all'alba, siamo arrivati proprio alla chiesetta che vedete. Dopo di concretezza la cosa. Era la maniera più simpatica per dirlo. I nostri eroi, buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto l'alzataccia stamattina per venire in questo bellissimo posto. Cosa ha da dire lei? Niente, non ho neanche parole. Non ha neanche parole. Guarda come sorge il sole, amore, guarda. Guarda come sorge il sole. Una particola. Corpus Corpo di Christi. Come blasfemi. Questo è parlare. Questa è la Bahia. Bene, anche questa è fatta, ormai è giorno. È stata la mia prima esperienza in una passeggiata in notturna per venire a vedere l'alba direttamente dall'alto della montagna. Siamo a 1600 metri di altitudine, veramente un bellissimo panorama. Ma i ragazzi si stanno tutti riposando. Adesso noi riscendiamo al rifugio, faremo colazione e poi tutti a casa. Ringrazio in particolar modo lo sponsor di questa giornata, che è Andrea Rossi di Cicli Marino Rossi di Udine. Ringrazio Lombardo per le sue mitiche bike che ci hanno accompagnato in questa passeggiata, in questi 2 giorni che ci ha portato qui al rifugio Pellizzo. Ringrazio tutti i ragazzi del rifugio Pellizzo, che sono veramente simpaticissimi, abbiamo mangiato molto bene, è un posto che consiglio a tutti anche in giornata, potete raggiungerlo in macchina tranquillamente. Se lo fate in bici è più bello secondo me, anche perché si passano per bei boschi, belle boscaglie che meritano. E niente, via, adesso si riscende a valle, si torna al rifugio, si fa colazione e via. E poi rientro a casa. Grazie a tutti, ciao ciao, un abbraccio. I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool, the kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Allora sono qua col mio amico Lori
in splendida forma. Oserei dire in splendida forma. Adesso stiamo scendendo, direbbe ogni mone. Esatto. Però insomma Tutto voglio aiuta. dire, prima eravamo esattamente sulla chiesetta lassù e devo essere sincero, fare l'alzataccia di prima mattina quando si stava da Dio nel letto un po' difficile, però dai, ne è valsa la pena per vedere l'alba, il panorama. Adesso riscendiamo a valle, siamo a metà strada circa e adesso andiamo a fare colazione. Colazione, Un buon caffè, via. Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. I've been like